Bomba a Napoli. Successo imminente. Grande affare per Napoli. Ah mia. Queste notizie stanno mandando in fibrillazione i tifosi del Napoli. Siamo tornati, tifosi del Napoli, con le ultime notizie fresche dal nostro amato club. Stasera abbiamo una notizia che è stata appena confermata dalla stampa italiana e tutti aspettano con ansia questo nuovo arrivo sul mercato. Ma prima di entrare nel merito, vi invitiamo a mettere i mi piace a questo video e a condividere questa notizia con i vostri amici amanti del Napoli. Con l'avvicinarsi della finestra di trasferimento, la Lazio sta scuotendo il mercato estivo con una vera e propria rivoluzione nella sua rosa. E guarda caso, il nostro Giovanni Simeone potrebbe essere uno dei giocatori nel mirino del club capitolino dopo la partenza di Maurizio Sarri. Igor Tudor è subentrato alla Lazio e sembra intenzionato ad apportare cambiamenti significativi alla squadra, e il presidente Lotito sembra disposto a soddisfare le richieste del nuovo allenatore croato. Il quotidiano Il Messaggero ha riportato i movimenti della Lazio nel mercato dei trasferimenti, parlando di possibili cambiamenti nella squadra, e l'arrivo di Giovanni Simeone è stato uno dei punti salienti. Proprio così, amici miei, il nostro attaccante potrebbe lasciare il Napoli per la Lazio. Anche la Lazio sta cercando di rinforzare la propria linea d'attacco, con nomi del calibro di Ciro Immobile e persino Boulaye Dia, che si è fatto notare nella Salernitana, preso in considerazione per unirsi alla squadra capitolina. Cosa ne pensate, tifosi del Napoli, della possibilità che Giovanni Simeone lasci il club? Sarebbe una perdita importante per noi. Lasciate le vostre opinioni nei commenti e non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al nostro canale di notizie, perché torneremo presto con tutte le ultime notizie sul Napoli. Alla prossima! Forza Napoli sempre!